Ciao ragazzi, allora adesso stiamo partendo per andare alla festa della trebbiatura alla Zise, dove ci sono anche i landini dello zio che abbiamo portato là. Eccoci alla festa di trebbiatura e aratura con macchine d'epoca di La Zise, e qui ci sono un sacco di attrezzi, trattori, tutto quanto insomma d'epoca. Andiamo a vedere perché adesso stanno accendendo un po' tutto per fare l'aratura con i trattori. Guardate qua che roba che c'è. Cos'è questo? Macchina da fuoco. Azione la trebbiatrice. Qui ci sono anche i due landini dello zio, l'L45 e il Velite, e il Kramer lì. Ciao ragazzi! Com'è? Tutto bene? Ciao Filippo. Eri tu col drone stamattina? No. C'era un drone? No, non ero io. Ciao! Mi conosci? Sì, guardiamo tutti i video. Ah, vedi anche tu i video. Quindi un po' di aratura dopo, Sì, ma difatti sono venuto apposta. Scusa, ma è quello dello zio sto Kramer qua? Sì, questo qua e anche i due landini sono dello zio. Ecco ragazzi, è arrivato anche lo zio. Adesso accendiamo i due landini. Cos'è? Un regalo. Davvero? Grazie mille. Dice, le fa la mia mamma e la mia nonna. Sì, allora lo guardo subito, vediamo. Bella, che bella! Grazie mille. Via, grazie a te. Grazie mille. Fatti un pugno. Va bene, dai. Adesso vabbè, ma ci vediamo dopo, tanto siamo qua tutti. Vuoi dire qualcosa al video? Vuoi salutare? Ciao! Ascolta, ma quell'attrezzo là va pieno? No, non lo so. È pronto, zio? Manca poco. Leila, Vino! Partito? In moto Aganelli. Bene, il Velite è partito, adesso manca l'L45. No. È partito subito. Partito anche l'L45. Lo sta tirando, ma mia bene.
partito bene, finalmente. Qua stanno iniziando la rattura, tutti i landini d'epoca, tutti i trattori d'epoca. Lo zio è in partenza, dopo arriva anche il padre col Kramer, penso. Tutto sto campo qua è da arare. Sono tutti in coda. Sì, sì. Sono messo sì, bisogna. Sì, lo metto sicuro. Bella terra. Erano sì, ma sto già filmando. Sembrio. Quella. Sono un tuo fan. Sì? Sì. Come ti chiami? Edoardo. Sei tardato in tuo video. Sì, vuoi comparire nel video? Sì. Allora facciamo insieme, diciamo Quella, ciao ragazzi. Quella. 3, 2, 1. Quella, ciao ragazzi. Ma sta arrivando il padre col Kramer. Il cuore massa e il cuore. Dì che va bene che soffiolle come Valentino. Giovanotto! Giovanotto, dica. Il cuore massa di che va, pianto papà.
che fumata nera che ha fatto il Kramer.
qui ci sono Damiano e Luca. Buena! Loro sono di Padova e Siamo venuti a visitare anche Verona, a vedere se le tradizioni di Padova coincidono anche con quelle di Verona. ecco, in più hanno fatto anche un video su YouTube anche loro. Se Abbiamo volete- fatto un video riguardante l'irrigazione agricola dagli anni 50 agli anni 80. Per chi avesse piacere, Alessandro lascerà sì. il link. Ecco, se volete iscrivervi, quindi iscrivetevi. Esattamente. Lui lo conoscete? Il padre? C'era lo zio Bruno e mio papà, no? Anche gli altri fratelli, ma comunque andavano a prendere, a svuotare le fosse nere dei bagni del paese per ingrassare i campi. Allora con la botte da 8 quintali, che la ghiera fin di tanti anni fa. Allora loro con secchio svuotavano la vasca. Quando la botte è piena, no? Andavano giù dalla discesa della Paulla. Quando è a metà discesa, no? Parte il cocon, sai cosa è il cocon? Certo. Che era mio papà, salta su, siccome gli attribulavano a venirla, mette che le mani, tappa finché Bruno trova il cocon e mette che il cocon, quindi si sa smerdai per ben tutti e due. È la verità questa, le contava mio papà. Le domande al Bruno se lei mi aveva. Da Paul era il Duamà, il gabinetto. Allora il primo era di cannelli, dentro che era naso. Dopo è stato fatto di legno, grande 1 metro per 1 metro, proprio nell'angolo del Duamà. Dopo è stato fatto di bolognini, blocchi di cemento ed era in un angolo della consumare. Quando si andava a caricare il Duame, che il Duame una volta non era mia o dopo, era profumo, veramente. Solo che quando si avvicinava al cantone dove era il gabinetto, Il profumo cambiava. era tutta un'altra roba. Tutto un altro discorso. Era tutta un'altra cosa. Alla Paul, la prima luce post Lucerna era una lampadina alimentata dalla batteria del cranio, Ma quanto era lungo il filo? dall'altra parte della corte. Da tirarlo dal trattore fino a casa. Che tu presente la Paul? Ma quindi dovevi accendere il Kramer ogni volta per te? No, la batteria. Usavi la batteria? Una lampadina a 12 volt. E se si scaricava? E era il filo che attraversava la corte e al posto della lucerna che pendolava così, perché la luce alla Paul è arrivata ben tardi. Ma di quanti anni fa stiamo parlando? Stiamo parlando che la luce alla Paul, grosso modo è arrivata nel 59-60. Quindi prima. Beh, prima ovviamente. Prima usavate questo sistema. Perché? Però bisognava lasciarla accesa un tot, se no si scaricava la batteria. Una lampadina, sai quanto lo dura una batteria di Sì. tuttora, ti dura una notte intera? Non ti sei neanche presentato, devi dire chi sei. Non ti sei mica presentato. Sono uno nato alla Paul. Alla Paul, il nostro parente ovviamente. Alla Paul Si chiama Santino. Tempo di guerra, novembre del 41. Allora purtroppo mi si è rotta la batteria della GoPro, quindi devo registrare con il cellulare. In pratica questa è la trebbiatura del frumento.
Ho trovato anche gli adolescenti di Lazise. Dai, non so, cioè, dobbiamo farlo potente. 3, 2, 1. Va bene, dai, allora anche per stasera è tutto e qua ormai adesso dobbiamo andare a mangiare, insomma. Ci vediamo alla prossima puntata.